No, I'm not a writer. Zingano, ti tratti bene, eh? Guarda là che roba. Gli strozzapreti sono quelli, sì? Sono un artista, dice che sono un artista. Dice, nostro amico le massa un artista e noi altri siamo onorai. C'è un fia così, un fia con quel tono che aveva Mussolini, che era comunque tutto studiato, cioè non è che veniva così spontaneo. Tu comunque l'ha fatta anni del giornalista, studi di disegno, sua comunicazione mediatica e tutto quanto. Quindi anche sto tono qua, c'è che altri veda a tenere col popolo, lei per creare un attimo che l'attimo di attenzione e di percezione dell'enfasi, no? Che altri che mette in per spiegare che vostro amico è un artista. Perché non si può al cazzo fare un piatto di pasta così, guarda che roba! Posto, avevamo il, come si chiama Fabri? Il Masterchef della Van Life. La massa. Ah, bravo Yuri, bravo. Se vuoi in ben, anche se te fa da mangiare merda, no, te vuoi in ben. No. Comunque è un piatto notevole, sì. Peccato la mise en place perché con quel piatto di plastica di merda, adesso sentiamo il parere di Valeria se è collegata. Quelle sono trofie e non sono strozzapreti. Uno. La cuoca dice che non importa il piatto, l'importante è che il mangiare sia buono e basta. Yuri, impegnati di piva perché non vede neanche la decorazione su quel piatto. Se mette un fiocchetto. Ma dai! Trofie o non trofie, scusa, questa è la parola allo chef e qua non si può. Il piatto non conta cosa, cioè un piatto buono va servito in un contenitore adatto. Sì, sul vaso delle piante. Appunto, dai che schifo. Sì, Dalle un grebano, insegna che dorone. Ma cosa ho voluto insegnarvi? Cosa ho voluto recuperare? A finezza, uno nasce qua a finezza, esatto. Non la puoi né recuperare né imparare, capisci tu? Sì. Stesso discorso di nascer o non nascer metallari. Esatto. Uno nasce metallaro, non puoi diventarlo dopo, perché sennò dopo sarà solo che un hobby. Invece nascer già metallaro, le ver già a finezza del metallaro come le vera finezza di affinezza, capisci tu? No. Non puoi, cioè, no. se lui non le altre robe, lui le zingano, le zavaton, le zapego, non può essere fin, Yuri vive come che capita, e mangia dove che capita. L'importante è che non si fa un'insajatura dentro il water, per me quello è l'importante. Senti quanta enfasi che ho messo, altro che Mussolini qua e Mussolini là, senti che enfasi che mette quando che spieghi le robe. Questo è vero, però Platone era più facile, adesso non per dire, però insomma. Ah no, il fiocchetto, Dio boh, ma vedi io quando che parlo di finezza, no il fiocchetto, se fa decorazione con la verdura, ti ciappa una patata, ti ciappa una rappa, ti ciappa una carota, e poi spiuchin te fa praticamente, ti fa diventare una rosa, però bisogna avere la finezza, l'occhio. Ti Yuri non te l'ha, quindi mangia del piatto di plastica e tasi, non importa, se sta fa conto che non è pedita della decorazione, basta, amen. Ecco, ciao, vai porta a casa. No, vi prego continuate perché siamo al caffè. Mangia merda. Io vedo il caffè, Emi. Comunque ha ragione la Valeria. Cosa? Ah no, aspetta, è un messaggio vocale. Comunque, chi non avanzare pasta, se vuoi manda con... No, il SDA no, mi stanno finendo sui coglioni. Su che... il GLS, intendi di un giorno o due arriva, no? Devo farmi il bagnetto. Madonna, mi sto bruciando la patata! Cazzo, è troppo caldo! Cazzo. No, comunque non stai sempre a darmi ragione, che par che ve paghe, dai mo, dai, dighi ragione anche a Yuri, e dei punti di vista differenti, dai, lui se vuoi se metteva su, ma sono sicura, dai, sono sicura che se lui si parecchia bene, dai, e che mette il fifio a cravatta al piatto ed è a posto così, sa sta. No, non ho il fifì, però a cravatta. Sto qua con bocca. Tu devi parlare con bocca piena di cibo? Vea cioccolata.
Buona la cioccolata. Del cibo, Valeria, parla bene, ma dopo pensi alle possessioni demoniache. A bocca piena di mangiare, no? Del cibo. Ecco cosa che mi vorrei, cicoeata. Mentre che sono io a farmi il bagnetto, perché sono io andare su e giù con le gambe, no? Sono io a fare motto di tempesta, no? Dentro la vasca da bagno, sono io a fare ondine. Che si arriva sulla schiena, senti che roba. Beucio. Sono un cavoliere cicoeata. Addio. Colpa mia. È colpa mia, anzi no, non è colpa mia, aspetta, gran calma, perché ieri ho visto la fabbrica di cioccolato, quella con Johnny Depp, tu capivo, e ora dopo mamma si attacca a mangiare uovi di cioccolata e adesso sono ancora avanti, no? A proposito di cioccolata, sabato e domenica venivo a Tramonti del Sotto che nell'asta là. Sei proprio un animale, Yuri. Yeah. Un animale. Lo so. Sentimi qua, io sabato e domenica non ci sarò 2 giorni perché mi hanno messa di turno perché manca una tipa e farò full time tutto il mese. E quindi, ma questo sabato e domenica, perché non ho mica capito di quale sabato e domenica stai parlando, questo o il prossimo? No, sto qua, no? Semenia. E questo, Finferla, qual? Non so. Poi il prossimo è il compleanno di Andrea, no? Per il anche... Per il compleanno di Andrea. Cioè, era bello effettivamente, forse era più meglio andare lì per il compleanno di Andrea. Vabbè, vediamo, decidiamo. Dopo, il giorno prima parliamo con Andrea e vediamo. Senti qua, no, musichetta per meditazione. Gli spaccioli della vasca al bagno. Allora, sabato e domenica dovrei essere libera. Buono. Quindi penso di sì. Se non cambia qualcosa mi aggrego tranquillamente. Adesso non so che altri, perché altri di ascoltare i nostri messaggi mentre chi si beve il caffè. E si mangia a tortina. E si ride. Ma i miei si mette in mezzo alla discussione. Non ritasi, ascolta, tu capivo? Ne come i voyeur quando che te va in te case chiuse, e te por sei lassi. Proprio quei pesemi, tipo i pazzani là che si mette a guardare coppiette dentro i panduzzi, proprio la stessa roba. Perché non ripicchi i voyeur, li fai gli ascoltatori, ecco, mettiamola così. Sì, guarda, non puoi essere proprio più d'accordo. Cioè, se eri più d'accordo non puoi, cioè, che non si può. Allora, che fai una maglietta, no? Sia un che altro, con scritto, mi sono un ascoltatore, ecco, e fai così. E da Rio Pippe che scrive, ecco. Per giusto. Oh, Vara si risponde, Vara si se fa vivi, capite, manda i messaggi, ti smentigate gli altri, qua, non ti fa sentire, neanche un messaggio per dire che te si viva. Guarda qua, Fatti. Si risponde, guarda. Infatti, dighe, non si può, è una roba, sei musonai noi altri adesso, non rispondono avanti così. Ecco, e per dissenso poi anche un rutto che in questo momento non è bien, per cui io ti incarico di fare un rutto ti e un rutto anche per me, ecco. Cazzo, lei da una fracca non beve più Coca-Cola, cioè lo bevo ieri sera, vabbè, però insomma è passato ormai, non so, 16 ore, e quindi forse dopo il caffè, dai, adesso vediamo, studio un attimo la situazione. Cacchio, tacca piova proprio adesso che ho portato fuori il CP. Senti, proprio adesso che è colpa, puoi portarla fuori anche prima, è vero, però dite vabbè, mi fai il caffè con calma, vabbè dai, CP mettiamo sul capotino, il capotino da pioggia che è blu, sarebbe sbagliato perché il capotino da pioggia va giallo, come tu mi insegni, però quello abbiamo. Uzu che si è risposto. Uzu, dai telefono. Sì, CP adesso andiamo. Perché piove? Sì, no, ma bisogna andare comunque, però. Voi siete due deficienti. Ecco, uno certo. Che fa squazza dentro l'acqua, l'altro che spara cazzare. E allora così non si può andare avanti. Io? Non rispondete. Cazzo, non abbiamo il tempo di rispondere. Fate messaggi a raffica. Senti.
Gli ascolta, mande cagare tutte e Ecco, due. zappa. Vedi, facciamo le magliette insieme Ecco. de mighi. Tu capivi amico che mi dice? Yuri, non ti capisce niente. Che pare? Ti avevo detto 200 volte che domenica lavoriamo, che non possiamo, vabbè. caccio. Ma io ne tante domeniche. Il pamper è del meccanico. Vabbè. 3 Abbiamo anni che dovuto lei è il chiamare meccanico. l'assicurazione, caro attrezzi e tutto il resto, ok? Ne abbiamo abbastanza di casini. La macchina colpa mia. comincia a dar problemi anche la macchina da quel po', però come facciamo? Ieri sera siamo stati anche a San Daniele del Friuli per una serata. Siamo tornati a mezzanotte col cagotto di non tornare a casa, quindi dopo vi avremmo anche chiamato Buono per cagotto. venirci a recuperare. Ecco, e anche a sentire anche che le tratta male. Ma dimmi ti. Ah signora, che pazienza. Il porco come che io zia, oh, incredibile. Emi, sta qua è manipolazione psicologica con 3S perché è proprio calcata. Sai cosa? Lo riene pine manco di Pablo, so che è in forma umana in più con le scuse. Ecco, tre mie Pablo scuse per dire cosa? Niente. So. Guarda, niente. ti preferisce lavorare al posto di venire a fraccare su Sì, macchina su infatti. quei tornanti dei Difatti. tramonti. Per carità, sta gente. È una vergogna, è una vergogna, non si può. E poi se andiamo a fare delle pause che logiche a livello del tempo, non avere la possibilità di rispondere. Infatti. E dire che se andiamo a mangiare, mandare messaggi a raffica. No, è tutte scuse. Difatti si fa apposta proprio per dare tempo al cervello di elaborare la risposta, in modo che nel caso in cui le sinapsi fra neurone e neurone fosse intasare, perché magari noi a costruire rotonde va a sapere cosa, e ora intanto loro si disbriga, no? Arriverà un vigile qualche duni a sistemare a metà posto, no? Disemi. Sì, è come quel che l'estate impaina, quando che la sigla basta con la violenza negli stadi. È una vergogna uguale. Sì, proprio uguale, vergogna uguale. Adesso forse sta che non capirmi, però va bene dai. Dobbiamo andare a fare le cose dal CP, anche se c'è la pioggia. Cosa facciamo se no? Come facciamo a fare le cose dal CP? Lo so, c'è la pioggia. Ma mettiamo il capotino? Non abbiamo il capotino noi. Vedete il capotino capotino blu? No? Ma sì, dai. Mettiamo il capotino e andiamo a fare un giro fuori io e te. Dai, via, andiamo. E ora sto rutto, dai Yuri, rutta un rutta! No, so devo lavare i piatti che ho andato a lavorare, so sempre che lavora, come uno che lavora. Ascolta Fabri, però ho sentito, ha sgranato gli occhi. Sì, sono a casa da sola 2 giorni. Non è vero, sono io, non vado da nessuna parte. Ma dai, ma che considerazione che vede gli altri? Fabri, guarda, mi te mette anche a Yuri a tagliare il giardino, con forbicetta per unghie, però ti finta da trovare il giardino tagliato. Occhio sa, sta attento. No. Ma sì, vuoi dire, non è che fosse una minaccia.